Anche gli sportelli automatici di Poste Italiane a disposizione della campagna di vaccinazione anti-Covid in Sicilia. I 69 ATM Postamat di Agrigento e provincia saranno da oggi al servizio dei cittadini che rientrano nei target individuati per l'inoculazione delle dosi, i cittadini sopra gli 80 anni e i docenti sotto i 55, al fine di verificare e selezionare luogo e data dell'appuntamento col vaccino. Poste Italiane sta proseguendo nell'importante investimento in servizi e infrastrutture per supportare la campagna vaccinale, così afferma il responsabile di Postamat. Con i loro numerosi servizi, insieme ai servizi digitali, hanno svolto fin dall'inizio della pandemia una funzione essenziale nel supportare i cittadini all'utilizzo di canali alternativi allo sportello, dove sono in vigore misure di sicurezza finalizzate al contrasto della diffusione del Covid-19. La capillare rete di ATM Postamat si va così ad aggiungere alla task force dei portalettere siciliani, che da ieri stanno anche loro supportando i cittadini con i palmari in dotazione per il servizio di recapito, effettuando le prenotazioni in base agli slot disponibili. I canali forniti da Poste Italiane per accedere alla prenotazione diventano dunque 4, perché oltre ai postini e agli sportelli automatici, dallo scorso 8 febbraio i primi 100.000 cittadini che hanno superato gli 80 anni sull'isola hanno potuto prenotare il loro appuntamento presso la sede vaccinale attraverso la piattaforma web realizzata da Poste Italiane all'indirizzo www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o chiamando il numero verde 800 009 966. Prenotare il vaccino con Postamat è semplice e intuitivo, basta infatti selezionare l'apposita voce presente sul display e successivamente inserire la propria tessera sanitaria nel lettore. Il sistema richiederà il CAP dell'indirizzo di residenza e il numero del cellulare. Una volta confermata la schermata di verifica con riepilogo dei dati, si potrà scorrere l'elenco degli slot di appuntamento disponibili per la prossimità sul territorio con l'indicazione del luogo, della data e quindi cliccare sul tasto prenota. Contestualmente al numero del cellulare associato sarà inviato un SMS con un codice numerico da digitare nel tastierino dell'ATM per finalizzare l'operazione. Al termine il cittadino riceverà un ulteriore SMS di conferma con un codice che dovrà essere fornito il giorno del vaccino insieme alla tessera sanitaria e a un documento d'identità. Le informazioni saranno riportate su un promemoria cartaceo recante un codice QR e stampato dallo sportello automatico. L'azienda precisa inoltre che i canali messi a disposizione per la prenotazione in Sicilia sono oggi rivolti esclusivamente alle persone superiori a 80 anni, ai docenti sotto i 55 anni. A breve quest'ultimo target verrà ampliato alla fascia di professori fino a 65 anni. Tempi e modalità di prenotazione per ulteriori target saranno diffusi attraverso altre comunicazioni.